Lavoro qui a Castelfranco da 6 anni abbondanti ormai, anche se vivo a Padova da 18 ormai, ma non sono né di Padova né di Castelfranco. Ho sempre, tenuto attenzionato l'aspetto della salute della bocca, dei denti. Fin da piccola ho usato l'apparecchio fisso, ho sempre tenuto regolarità nell'igiene e quant'altro, però negli ultimi anni si erano palesati alcuni problemi di salute, diciamo così, di vario tipo, non gravi, però un po' debilitanti, che nel loro insieme non riuscivo a risolvere, o meglio, se presi separatamente potevo risolvere, ma ma probabilmente c'era una causa, diciamo, scatenante che mi portava ad avere questa serie di sintomi, diciamo così. Mal di schiena, mal di testa, comunque una fortissima tensione muscolare a livello del volto, anche un po' di postura e quant'altro, e soprattutto mi si bloccava la mascella e la mandibola nel momento in cui magari mangiavo determinate cose voluminose o anche banalmente quando sbadigliavo, al che ho deciso di partire da quest'ultimo, un po' per capire se poteva essere questo, diciamo, il motivo di tutti anche gli altri problemi, perché mal di schiena lo attribuivo magari alla postura al lavoro scorretta, mal di testa poteva essere dormire male o tanto stress, mentre il blocco, diciamo così, della bocca chiaramente era qualcosa a cui non sapevo attribuire una causa. E quindi un dentista di un altro studio mi ha detto che avrei dovuto rivolgermi a una persona che si occupava di gnatologia. E così banalmente da una ricerca su Google, sarà che l'ho fatta qui a Castelfranco, quindi diciamo così l'algoritmo in questi casi serve, sono venuta a conoscenza dello studio De Faveri, appunto, a Villanova. Perché appunto, non essendo della zona, non ne avevo mai avuto bisogno di usufruire di servizi locali se non per l'igiene e quant'altro. E così appunto ho fissato un appuntamento col dottore De Faveri, abbiamo fatto la prima indagine con tutte i macchinari anche dedicati, ed effettivamente anche semplicemente dalla radiografia che mi hanno fatto si notava come un lato della bocca, in particolare della testa, fosse più dell'osso, quantomeno dell'articolazione, fosse effettivamente più sviluppato rispetto al normale, a discapito dell'altro lato del volto, appunto, e come effettivamente poi per tutta la serie di analisi che mi hanno fatto ci potesse essere questa necessità di spostare fondamentalmente proprio tutta l'articolazione, insomma il meccanismo dell'articolazione. Questo ormai è successo 2 anni fa, è comunque stato un percorso più lungo di quello che mi aspettavo, devo dire la verità, non comunque pesante, perché diciamo fino a qualche mese fa gli incontri erano mensili e mi rubavano mezz'oretta. Diciamo che la cosa più fastidiosa e più dolorosa è stata togliere il del giudizio, che effettivamente è stata la cosa che ho dovuto fare per far sì che fossimo certi che non si dovesse, cioè, ci fossero più movimenti, però quella che mi è costata più fastidio e più dolore. Per il resto invece anche l'utilizzo delle mascherine, il cambiamento ogni 15-20 giorni circa delle mascherine non ha comportato ovviamente particolari fastidi, e devo dire che già dai primi mesi di utilizzo ho notato pian piano dei miglioramenti sui vari aspetti che ho citato prima. Sicuramente l'aspetto del mal di testa in particolare è stato quello che forse per primo si è dissolto, poi pian piano quello della schiena. Diciamo che l'ultima cosa che mi rimane da risolvere del tutto, che probabilmente però non risolverò mai al 100%, è il blocco della mandibola, ma probabilmente quello è qualcosa che richiederebbe un intervento ulteriore. In compenso ho ottenuto dei denti ancora più dritti di quelli che avevo prima, perché io comunque avevo già i denti dritti e semplicemente erano posizionati in maniera, diciamo, non appropriata, e che mi comportava quel genere di aspetti. Ho deciso di fare aggiungere, diciamo, alla prima fase di trattamento che mi era stata proposta anche la seconda con Invisalign, perché il mio compagno aveva fatto un percorso molto simile, aveva avuto effettivamente dei risultati
visibili, nel suo caso solo puramente estetici, quindi ho detto, beh, essendo che non devo mettermi un apparecchio di ferro che ho tenuto per molti anni nella mia adolescenza, essendo non più giovane, non così giovane, è stata una soluzione che comunque chiaramente all'inizio mi ci è voluto un po' per abituarmi, però poi, anzi adesso che sono senza da qualche settimana, mi sento un po' vuota, diciamo così. E oltre al fatto che chiaramente ti educa, diciamo così, a meno che tu non sia già abituata a avere una pulizia dei denti regolare, comunque insomma rispettare delle regole che necessariamente se non fai non ottieni risultati. Prima abbiamo iniziato appunto una fase preparatoria che era appunto ad esempio l'estrazione dell'unico dente del giudizio che avevo. Da lì ho iniziato con un bite abbastanza grosso, che è stata anche quella una bella fatica iniziale. Devo dire che i primi giorni, le prime settimane sono state molto dure, anche perché era molto invadente, quindi si vedeva anche da fuori che avevo questo bite solo nella parte bassa della bocca, la parte inferiore, ed è stato diciamo forse il periodo effettivamente più faticoso, anche perché essendo che da un po' che non facevo trattamenti di questo tipo. Anzi, faccio un passo indietro, prima di arrivare a fare queste scelte appunto ci tengo a precisare che prima seduta vera e propria che ho fatto col dottore appunto implicava anche delle analisi di postura, delle foto, delle analisi su come appoggi i piedi a terra, e quindi appunto già da quel momento ho visto la differenza rispetto ad altri trattamenti che ho fatto dal dentista appunto. A seguito di questa analisi mi è stata proposta appunto questa terapia, Fusion Rehab, mi viene therapy ma Fusion Rehab. Con l'analisi mi era stato detto facciamo prima questa prima fase con questo bite e poi vedremo se eventualmente integrare successivamente con degli altri appunto interventi, e effettivamente poi questo è successo perché mi è stato proposto di fare poi l'ultima parte del percorso, che comunque è durata un altro annetto circa, con appunto il Invisalign e le mascherine che andavo a cambiare ogni 3 settimane, mi venivano consegnate più o meno una volta al mese. Ovviamente nel momento in cui mi venivano consegnate facevo anche il check che effettivamente lo spostamento fosse avvenuto. Negli ultimi mesi sono stata graziata perché mi hanno tolto una parte degli attacchi che avevo sui denti, che comunque sono effettivamente un po' scomodi, e finché appunto poi gli ultimi appuntamenti mi hanno detto se va tutto bene, insomma se va come sta andando, chiuderemo il percorso tra maggio e giugno, e così infatti è stato. Oggi sono qui per ritirare le mie contenzioni, che sono le ultime che avrò per i prossimi anni, spero. Tutto sommato, quindi sia esperienza in studio che esperienza con i vari dispositivi, è stata comunque positiva. La consiglierei per qualcuno che ha effettivamente questo problema come il mio, perché non è invasiva dal punto di vista chirurgico, perché la mia alternativa quando ho cercato ognatologo, quando cercai su Google, era andare da un chirurgo maxillofacciale. Sì, ho di certo avuto la fortuna di non avere problematiche di altro genere che mi hanno permesso di fare il percorso serenamente, insomma di non avere brutte sorprese nel corso del trattamento.